abbiamo qui in studio con due pro loco che non vedevano l'ora di ritornare in gioco per tentare di arrivare più vicino possibile alla finale. Chi sono? La pro loco di Maiano, capitanata da Daniele, fatemi un applauso. E la pro loco di Moimacco, capitanata da Redi, eccolo qua. Non vedeva l'ora di sfoggiare la sua barba Claudio Romanzin. Mandi. Più elegante del solito, come mai? Io tanti sono sempre elegante. No, ma io ho detto del solito. Sono elegante formal. Così, perché girava così. Va bene. Perché non chiatavi altri di metti. Va bene, stai molto bene, complimenti. Grazie. Complimenti. Peccato per la barba, per il resto tutto ok. Invece dobbiamo darvi le notizie, la notizia che tutte le pro loco attendono, in particolare quelle che hanno giocato, si sono rimesse in gioco per il ripescaggio. Erano 10 le pro loco che hanno tentato, ma solo 3 sono riuscite a raggiungere le prime 3 posizioni. La prima che tornerà in gioco e che è stata ripescata grazie a un totale di 3.017 punti è la pro loco di Attimis, che tornerà in gioco. Eccola qua, al secondo posto con 2.600 punti e ritornerà in gioco la pro loco di Forgaria nel Friuli. Eccoli qua. Al terzo posto, diciamo che hanno giocato solo attraverso i social, quindi attraverso i like, si sono posizionati alla terza posizione con 280 punti, la pro loco di Pantianicco che torna in gioco, eccoli qua. E quindi vanno direttamente ai quarti di finale, vediamo poi come andrà. Voi invece siete pronti? Prontissimi. Avete studiato tutto su Moimacco? Sappiamo tutto. Tutto? Anche i nomi di tutti i residenti? Non proprio. Non tutti, No, ma neanche Reddy lo sa. Ma noi sempre se mi chiami Reddy, No, ma nel senso di tutti i residenti di Moimacco non avrai i nominativi. Tutti. Forse il ragioniere che è il vostro... È più facile. Più facile. Su Maiano avete studiato? Il ragioniere ha studiato? Non sa fatto un chiaff. Quindi, perché ritorna per i quarti di finale in gioco Conosci il tuo avversario. Una domanda che vi faremo a voi su Maiano e loro su Moimacco, giusto? Sì, se non tu vuoi fare il contrario, anche di Moimacco, no, poi sarà curioso. Magari non la sanno. Esatto, sarà curioso sapere se poi anche loro sono al corrente delle peculiarità del loro paese. Vedremo. Intanto, pronti con le pulsantiere perché partiamo con i classici quiz del nostro gioco. Allora andiamo a vedere il cubo virtuale, il primo argomento. Dai, Chinesi. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale oggetto compare nello stemma del comune di San Lorenzo Isontino? Una chiave, una croce, una spada, una graticola. Ah, bene a Maiano, Sorpreso per la risposta esatta? Sei stato sorpreso dalla tua risposta? No, ma c'è il tuttologo. Cioè se loro hanno il ragioniere voi avete il tuttologo, esatto, qui, che sa un po' di tutto, che è lui, che si chiama? Paolo. Paolo, bene Paolo, vediamo quanto saprai. Allora andiamo a vedere, invece voi avete solo il ragioniere che prende infatti il conteggio dei punti conquistati da Maiano. Chiedo alla regia se ce li fa vedere i punti conquistati, 4. Preso nota? Benissimo, allora possiamo andare avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti, polpetta di carne affumicata tipica della Val Tramontina, pitina, pestat, pastin, polpetta doc. È la pitina. È sempre il tuttologo che mangia pitina? No, la pitina anch'io. Sto giro la mangi anche tu? Sì, molto buona. Molto buona? Sì. Voi invece non mangiate niente a Moimacco, pitina? Tu non svegli senza sex proprio. No, però è stato veloce. Mago. Ecco, vabbè dai, vediamo, prendi dimestichezza adesso della pulsantiera. Sì, come il diesel, plan plan co. Va bene, andiamo avanti, allora andiamo a vedere il prossimo argomento. Cubo virtuale. Sport.
Campionato 58-59, l'Udinese sconfitta da Fiorentina e Milan col medesimo pesante risultato. Quale tra questi? 4-0, 7-0, 9-0, 3-0. Da Fiorentina e Milan. Io mi ricordo del Palermo. Contro il Palermo subì una sconfitta pesante ed è 7-0. Beh, tu che sei tifoso tu dell'Udinese? Pochino? Appassionato? Dalla Zero. Muse mi Però- pare di no. Non tanto, però... Patriota? Ecco. Però te lo ricordavi o... Assolutamente no. No. Quindi ti sei buttato. Beh, Mi sono sicuro- fatto consigliare dalla mia squadra. Bravo, e invece se lo ricorda Forse Claudio. sì, perché io ho visto la barba e blanche per un motivo. Io ieri che volta eri già sentata allo stadio, che volta al stadio Moretti, Con le barbe. con la barbe, esattamente. No, l'interessante, giusto così per curiosità, che l'anno lì non è un caso che Milan e Fiorentina avevano vinto così forte con l'Udinese, perché sono state proprio le due squadre che hanno giocato per scudetto fino all'ultimo, alla fine l'ha vinto il Milan, giusto per, mi pare per 3 punti. E una curiosità che l'anno lì è stato l'ultimo anno che la Triestina ha giocato in Serie A, perché è finita mi pare ultime o penultime, e la dei in Serie B di che volte non è poi tornata su in Serie A. Quindi che volte avevano due squadre dalla regione in Serie A. È andata così. Andiamo avanti con le pulsantieri, con i vostri pulsantieri e con i cubi virtuali, andiamo a scoprire il prossimo argomento. Territorio, 15 secondi da 2,5 punti. Provesano, Pozzo, Cosa, Domanins. Sono frazioni di quale comune? Udine, Sauri, San Giorgio della Riverta, Sappada, San Giorgio della Riverta. Domanins. Domanins, quindi l'ha detta giusta. L'ho detto giusta. Tu ti ricordavi tutte queste frazioni? Qui io? Sì. Ma sì, vagamente sì. Vuto ti fai anche il toponimo? No, no, ma invece tu, Daniele? Passando per lavoro ci passo sempre, ogni giorno. Vedi? Quindi- Invece tu sei sempre a Moimacco e non vedi le frazioni in altri paesi. Insomma, così si piaccia. Il mio giro piccio, ma no di che sbande sleve. Niente da fare, vedi, bisogna girare. Si vede che lui chiappa l'autostrada e si chiama il nome i casei e gli autogrill. Esatto. Va bene, vediamo la situazione, perché sono curiosa di capire anche se il ragioniere sta prendendo degli appunti corretti sul punteggio. 14 Maiano, Moimacco 3. Notaio, ragioniere, Conferma? tutto a posto, perché sapete che Moimacco si porta dietro sempre il contabile, no? Che non so se è anche il contabile della Proloco, non credo. no. Non è, no, solo in queste È occasioni. solo ad hoc per queste occasioni. Solo per il quiz. Va bene, andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale, perché poi lanceremo il primo proverbio. Cultura, qui avete più punti e più tempo a disposizione. La storia di Precenico è legata alla presenza di quali particolari cavalieri teutonici, di Rodi, Gerosolimitani di Malta. Bravi! Chi te l'ha consigliato? Chi te l'ha consigliato? Sempre lui? Lui è uno che anche sul friulano ti dà sempre una mano, vero? Sì, come Quindi è- metano. Vabbè, vuoi raccontarci qualcosa su questo? Allora, sì, intanto è veduto che il diesel funziona anche se il presita le lassù, il gasolio le lassù, no? Sì, è vero. Però invece funziona, che va bene, buono. Le candelette, se sono quelle. Alle lineazioni che evidentemente è un problema lì. Sì, Precenico è legato al ricordo della presenza dei cavalieri teutonici, che è uno dei tanti ordini, anche gli altri che erano segnati, tra cui quello in cui ti sei impappinata, Sì, grazie cioè i per averlo Gerosolimitani. ricordato. Sì. Lo ricordo per quelli che sono a casa. Sì. Sono due cavalieri che avevano a che fare con la Palestina, con le crociate, semplicemente che erano di origine tedesche, quindi si sono dopo insediati proprio in Germania, sono che hanno fatto nascere la Prussia, quindi da loro è nata la Prussia, e quindi alla fine diciamo la struttura della Germania attuale, ma in realtà molto alla lontana.
Chiudendo, loro si occupavano di assistenza ai viandanti, pellegrini, eccetera, e quindi erano dislocati lungo tutto il percorso tra diciamo così, Venezia, la Germania, Venezia e la Terra Santa, quindi anche nella Bassa Friulana, perché la zona di Precenico era una zona di imbarco. Bravo. Bravo Claudio, facciamo un applauso a Claudio perché è sempre molto preciso. Adesso tocca proprio a Claudio, ma prima volevo vedere la situazione del punteggio così sappiamo chi darà per primo la risposta al proverbio. Moimacco, ecco, Maiano 14, Moimacco 12. È arrivato il momento del primo proverbio in friulano che leggerà il nostro Claudio, quindi comparirà in grafica. Pronto? Mi facevi lavorare qui. Sì. Andiamo a vedere il proverbio. Aspetta che io non me lo impenso a memoria, sì che... Il mus l'ha calato une volte, non cole plui. Ecco, allora, questo è il proverbio. Aiutatevi con, naturalmente, la traduzione, ma poi vogliamo sapere che cosa si intende dire. La scorsa puntata, anzi 2 puntate fa, i proverbi, nessuno ha risposto ai proverbi. Quelli di Radivo, difficilissimi. Perché Enrico sa se molto calefato, no? Le sofistiche. E quindi pensateci, avete il tempo della pubblicità, se Moimacco non riuscirà a darci la risposta daremo spazio alla proloquo di Maiano. Se tutti e due con la M mi sbaglio, Maiano eventualmente, quindi Daniele pensaci anche tu, anche voi pensateci. Andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo, lo sapevo, tra poco. Le prime proloco ai quarti di finale, Maiano e Moimacco. Ci siamo lasciati con un proverbio. Redi, ti sei consultato con la tua squadra, ma lo rivediamo e Claudio lo rilegge anche, così voi avete ancora qualche secondo per ripensare. Il mus l'ha calato une volte, non cole plui. Procedo? Sì. No, il mus. Allora, secondo noi sì. significa che l'esperienza non ti fa ripetere il medesimo errore. Hai già detto e cosa c'entra errore. il mus? Dopo ti spiego. Ma che finesse di... Ho detto anche errore, contro le mie... Sì, però la ragione, sì, il senso alla fine è che sbagliando si impara. Semplicemente. Quindi 5 punti conquistano. Ma così sì, etichettato. insomma, intanto una battuta di mano. Bravo! Grazie. Disegni un clima di buonismo, da giusto, nel senso che lei giusto il significato, poi giustamente sarebbe che anche un stupido Ecco, vedi il muso. all'impare quando sbaglia, no? Che però fino a un certo punto, perché i cognosi dei stupidi che hanno imparato un nostro di noi e quindi evidentemente anche lì il mus sarà di essere un bravo mus, se no non funziona la roba. Sì. Va bene, adesso mi è tutto più chiaro. 5 punti conquistati da Moimacco, quindi vediamo la situazione sistemata dalla regia. 17 punti Moimacco, Maiano 14, ma ci sono naturalmente altri quiz, c'è un altro proverbio e poi questa sera c'è anche il gioco dell'avversario, quindi ci sono più possibilità di conquistare punti. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale e quindi il prossimo argomento dei quiz. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Dopo 2 anni di stop a Lignano è tornata una particolare manifestazione gastronomica, la festa dei bigoli in salsa, delle cappe, della renga dei funghi. Delle cappe. A Maiano lo sanno. Siete state voi? Sì. Io no? Bravi? Come no? No, io non sono Proprio stata. tu. Credetemi che non sono andata. Avete mangiato bene? Benissimo. Bravi. Voi non siete stati? No. No. Io Però... non vorrei dire, ma fin come domande sul mangiato, che robe lì le hanno tutte. Fin anche la prima domanda che è dal stemma di San Lorenzo,
calà la grdele, calà indovinare Bravi, di che, perché bravi. non perché lo sapevi, ma perché la pittina si fa Ah, slipazzore. ecco, certo. giusto, bravi. E ma loro guarda che fanno da mangiare benissimo al Festival di Maiano. Io lo dico sempre, io mangio, sempre mangiato molto bene da loro. Grazie. Infatti non vado più perché è colpa loro se ingrasso. Hai capito? Buon, va bene. Mai Marco, pronti con le pulsantiera? Sì. Ready? Sì? Boh, andiamo avanti, per adesso diesel Sono qua. scioccato un frego per... Ah, ok. Voglio le fiamme. Andiamo avanti con i quiz, andiamo a vedere il cubo virtuale. Sport, 15 secondi da 2-5 punti. Il vecchio stadio di Trieste intitolato Giuseppe Grezza, scomparso tragicamente nel 49, in quale circostanza? Naufragio, incidente aereo, scontro a fuoco, cioè neanche darmi la possibilità di leggerle. Te lo ricordavi? Te lo ricordavi? Tuttologo. Ah, è il tuttologo che sa tutto, giusto? Anche questa sapeva. Bravi? Vediamo adesso la situazione. Volevi raccontare tu qualcosa, no? Boh, volevi non mi dire che este come anche qualche altre prime come che avevi nominato il stemme Sì. di San Lorenzo. Erano domande anche un po' intuitivi. Mi spiego. Lo stemma di San Lorenzo Isontino perché ha la graticola? Perché ovviamente il comune di San Lorenzo ha come sua caratteristica la graticola perché è stato martirizzato, bruciato su una graticola. E qui la domanda, e sto parlando in italiano per farmi capire anche per omaggio a Trieste comunque, la domanda anche si lasciava capire perché parla di una data precisa che è il 1949 e lì c'è stata la grande tragedia di Superga, che tu conosci, tu sai, no? Là che è morta tutta la squadra d'Alto Rendon che è la Lera. Basta? Bene, grazie Claudio. Bravi ragazzi di Maiano, voglio vedere la situazione adesso in grafica per capire Moimacco com'è 17 e Maiano 24, insomma siamo comunque sempre in una situazione, no? Ti vedi male? Ma Guardo no! il futuro con l'ottimismo di un dodo. Va bene, allora andiamo avanti e scopriamo il prossimo cubo virtuale, vediamo. L'argomento. Cultura, qui avete più tempo e più punti in palio. In quale luogo non cercherete mai una gana? In una stalla, in un bosco, in una grotta, in un torrente? In un bosco non è corretto. Ho sbagliato io. Adesso Maiano ha la possibilità di rispondere in una stalla. Bravi. Come mai hai detto in un bosco? Ti sei perso? Perché Tu hai sbagliato. evidente, ecco, che bello. Non era sbagliatissima comunque, però era più sbagliata la stalla, nel senso che le agane sono degli esseri mitologici legati all'acqua, quindi le grotte sono sempre grotte umide, no? O i torrenti, i corsi d'acqua, i laghi, eccetera. Il bosco indirettamente, perché comunque in bosco si trovano corsi di ruscelli. So che Tony chiacchiera per italiano, che mangiata alca mi era stata. Ecco, tala stale, invece la stalla è chiaro che no, invece tala stale si chiattava in altri, si contava, magari potevi chiattare altri, per esempio tipo il macciarotto o robe del genere, che invece erano tutte altre robe e che potevi essere in stale. Bene, andiamo avanti perché adesso Maiano, altro che diesel a Moimacco, come si è inceppato sto diesel, momentaneamente. Vai e clamenta, vai. Va bene, andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Enogastronomia, 15 secondi da 2-5 punti, piatto popolare tipico friulano a base di polenta, zucca e latte, tocci, risi e bisi, polentina zuff. Bravi! Oh. Meno male, meno male. Meno male perché vedo già il ragioniere in tensione, lì. Lo vedevo Non ti già- dici io? No, loro hanno sbagliato. E quindi poi tu hai preso la palla al balzo? Cioè, oppure... No, già mi taccavi da ora a tontonare. C'hai di idee? Va bene, andiamo avanti. Tu sull'enogastronomia che generalmente non sbagli. Ho sentito male. Hai sentito male, Mi ok. partì. Allora andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale, vediamo. Sport, 15 secondi da
da 2 a 5 punti. Andiamo a Biancavallo. Lo scorso weekend ho ospitato la Coppa del Mondo D. Equitazione bob a 2, snowboard, biathlon. Bravi. Bravi ragazzi di Maimacco. Bene, allora adesso vediamo com'è la situation. Si vede che Redi ha un physique athletic. Sì, asciutto da snowboard proprio. Proprio, no, di muso, proprio tu lo vedi, che proprio... No, ma tu non vai, tu sci? Ho suoi sportivi, quelle sport, ma... Nient'altro? Niente. Maiano invece? No, cos'è, lo un sapevamo, crollo ma momentaneo? abbiamo calcato dopo. Boh, va bene. Adesso vediamo la situazione perché c'è il gioco in friulano tra le due lingue. Maimacco 33, no scusate, Maiano 33, Maimacco 25, qua ci vedo poco ultimamente. Claudio, aiutami, no? Sei qua Sì, io apposta? so i warp. Ah, ok, vabbè, niente. Ma non hai gli occhiali da qualche parte? Sì, ma sono gli occhiali per vedi di Dogne, Ah, di va lontano. bene. Che Allora facciamo così ci riprendiamo un attimo, vediamo la sigla, mandiamo la sigla tra due lingue. alle mie ore. Quale scegli? Quale scegli? C'è di Gesù, Waters? Ah, Dai. ecco, grazie. Doi. Doi. Due. Dopo. Doi, Due. doi. Sei sicuro? Sì. Boh. La 2, il nostro romanzin ha scelto parole dedicate alle sensazioni, sentimenti, mettile così. Emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Emozioni. Lucio Battisti. Esatto. Emozioni, la busta 2 dall'italiano al friulano. Ok? Quindi io le dirò in italiano, tu in friulano. Ok. Se sbagli ripartiamo. D'accordo. 1 minuto e partiamo dalla prima parola, che è, non la vedo in grafica, allegro, Allegri. contento, Contento. arrabbiato, Arrabbiato. invidioso, Invidioso. timido, Timido. geloso, Geloso. inquieto, Inquieto. Agitato. No. allegro, Allegri. contento, arrabbiato, Arrabbiato, invidioso, timido, geloso, geloso, inquieto. Salvate. No, allegro, Allegri, contento. contento, Arrabbiato, arrabbiato, invidioso, timido, geloso, inquieto. Inquieto. Irrequieto. Boh. No, no. Allegro, Allegri, contento, contento, arrabbiato, arrabbiato, invidioso, timido, geloso e inquieto. Ed il tempo è scaduto. Malquiet, inquiet. Malcuiet. Sì. Malcuiet. Poi c'era- Malcuiet come calè, malcontent, malpaiat, tutte che robe lì. Poi c'era triste, Triste. No, avvilito, no. Vili. Triste. malcontento, suturni anche. O anche su turni, sì. Sbigottito, scaturito e sorpreso, maraveata. Ma vabbè. Allora, siamo arrivati a Sì. geloso, 6 su 10. Va. Non sei soddisfatto? Non sei soddisfatto di questa performance? Dai. Le buttiamo in style dopo al massimo. Va bene. Allora a voi tocca la 1 a questo punto. Scegliamo la 1. Quindi emozioni, stati d'animo che vive generalmente il nostro romanzin e che apporta quindi nelle parole. In questo momento sarò io a dirla in friulano e tu in italiano, quindi partiamo dalla prima, sempre 1 minuto di tempo, se sbagli ripartiamo. Amor, Amore, plaisir, piacere, horror, orrore, disgusto, disgusto, odi, odio, pore, paura, spac, spavento, ansie, ansia, gionde, Gionde. gioia, lancur, rancore, no. Amore, plaisir, piacere, horror,
orrore, disgusto, odio, paura, paura, spavento, ansia, gionde, gioia, lancour, nostalgia, canaglia no, amor, amore, plaisir, piacere, orrore, orrore, disgusto, odio, paura, spavento, ansia, gionde, gioia. Tempo scaduto, lancour, Allora, voi vedete io, ma prima, ma dopo, al tempo passato, e cioè? No, non l'ho sentito io. malinconia o nostalgia? Canaglia. Canaglia. No, ma nostalgia non mi hai detto di no. No, perché eri in fers da un'ora e avevi già detto... ok. Avevi già Perché io fatto qui un avevo tentativo. afflizione, infelicità, malinconia. Sì. Però non hai detto, ma io non ho sentito malinconia. Malinconia. Nostalgia hai detto. Ok. Canaglia. Esatto. Boh, 9 su 10. Niente male, dai, bravi. Bravi i ragazzi di Maiano, forse più facile, Redi, che dici? Su certe robe sì. È così. Beh, ma hanno il gioco è il indovinato gioco. Gionde, per esempio, sì, che gionde, gioia, sì. non era così automatico. No. Non era automatic. Non era automatico. E allora, pronti per la pubblicità? Anzi, prima di andare in pubblicità, vediamo il punteggio, perché poi ripartiamo con i quiz e mandiamo un altro proverbio. Chiedo alla regia sì. 42 punti, Maiano, Moimacco 31. Ragioniere corretto? Tutto a posto? Sì, bene. E allora possiamo andare in pubblicità, ci vediamo tra poco, lo sapevo. Eccoci qua di nuovo assieme a Lo Sapevo, le proloco di Maiano e Moimacco. Stavo facendo un mix Moiano e Maimacco. Sì, esatto. E sta andando bene per Maiano, però insomma Moimacco secondo me adesso si riprenderà, no? Dai. Perché hai ragioniere che ha studiato tutto anche sull'avversario. Avete studiato tutto, avete fatto tutto il giro di Maiano, delle sue frazioni, eccetera. Ecco, e quindi secondo me sarete preparatissimi. Ma siamo pronti con gli altri quiz, quindi con la pulsantiera e con il cubo virtuale che ci dirà il prossimo argomento. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti. Tutto il Friuli festeggia 100 anni della nascita di Pasolini. Ma dove era nato? Roma, Padova, Casarsa, Bologna? Ed è Bologna, Voi vi siete persi a Padova, il tuttologo era convinto a Padova? No. Aveva detto Bologna. D. Però tu hai sentito B di Bologna e hai Esatto. schiacciato B. E invece qui bene. Allora andiamo subito. Vuoi dire qualcosa? Scusami. Beh, insomma, non pensi che al Coventi, perché che stanno alle dut l'anno su Pasolini, si che alle team di imparare vite, muarte, miracoli dal fantato, quindi... Quindi possiamo andare avanti? Sì, dici? sì. Allora andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale torrente segnava storicamente il confine tra il Friuli e la Carinzia? But, Fella, Pontebana, Iudrio. Hai visto che Maiano... no. Che succede, Al? C! C! Tu la sapevi? La sapevi. La Pontebana, se che il confine era Pontebe. Anche sugli Udri, ma gli Udri aiuta alla base, con la Carinzie invece su. Quindi Pontebba ancora adesso, Pontebba, se voi andate nella ridente località di Pontebba, a metà proprio scorre il torrente, c'è sul ponte, ci sono ancora i 2 cipi di confine che sono rimasti lì fino da 100 anni a questa parte.
È andata così, andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento del quiz. Via con le pulsantiere e con il cubo. Cultura, più punti, più tempo in palio, il film del 2001, il friulano Lidri, Squadrade di 3. Di che genere è? Horror, giallo, romantico, storico? Ha fatto uno scatto lei che ti avrebbe buttato giù dallo sgabello. Sì, sì. Come mai? Se lo ricordava bene lei? Sì, perché... Però senza microfono deve dirlo a lui? Sì, perché? No, c'è il microfono, vai, vai. Tieni il microfono tu. Se non sbaglio è stato girato al Malignani, tra l'altro, e io ho qualche ricordo perché ero a scuola e quindi... Ah, ricordi di gioventù? Claudio, anche tu hai ricordi di gioventù? No, lì non è Rinchiamona Sud, però è sta girato, siete i sotterranei dal Malignani, sì, esatto. Bene. Non avevate ricordi voi? Noi fate il Malignani. Ok. Allora andiamo avanti, tra poco scopriremo i punteggi, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. L'argomento. Territorio. Come si chiamano gli abitanti di Pocenia? Pucinelli, Poceniani, Poceni, Poceniesi. Non sono Pucinelli. E neanche Poceniani? Poceniesi. Sì, dai, no, non è strano, si chiami così. Dopo ognuno Gli avrà il suo abitanti di nome. Maimacco? Chi? Moimacchesi. E gli abitanti di Maianese. Maianese, semplice, no? Sì. Boh, van sul facile. Vabbè, nessuno ha dato la risposta esatta. Domandarin, visto che stanno tornati a peschiare Pantianins, quando arriva i Pantianins, si domandano allora come si chiama che di Pantianins. Adesso però sono curiosa. Beh, aspetta, quando arriva la puntata. Arriveremo a quella pensi di puntata, va domandare. bene, va bene. Allora andiamo avanti, va qua, se no non perdiamo tempo. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, perché vogliamo anche mandare il prossimo proverbio. Cultura, più tempo e più punti. In che anno fu concesso lo Statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia? 1945, 1866, 1976, 1963. Non è 1866. Ed è la D, bravi! Bravi, bravi! Una signora qui ha dato l'aiuto, brava. Una tirata d'orecchie alla regia. Perché? Perché chiamiamo tutte la bandiera dal Friuli, che non è che dal Friuli Venezia Giulia. Ah no, l'ho messa io allora, l'errore è mio. Ai, ai. No, era l'errore mio, la regia non ha commesso errori, è mio. Buon dai. Per una volta, non è per una volta. Va bene, Quindi dai. l'appunto va a me. Sì, che è la bandiera del Friuli, il simbolo del Friuli, invece il Friuli Venezia Giulia, Ok. sempre un'aquila ma differente, Vero. fa altre robe. Buon dai per queste volte. Vediamo la situazione delle Proloco invece com'è. Vediamo la situazione anche perché lanceremo... Ah, Maiano 52, Maimacco 50, 2 punti di distacco. Ma abbiamo un proverbio, altri... un quiz sorpresa, un quiz personaggio, una domanda dell'avversario e poi il gioco in friulano. Lanciamo il proverbio e daremo spazio subito a Maimacco, quindi lo vediamo assieme. Che dite? Sì, Sì, dalla d'accordo. regia, vai, per il proverbio. Il prim colp di Manarie non fa scolà l'arbol. E quindi ci dovete dire che cosa si intende con questo proverbio. Il ragioniere sta prendendo appunti anche sul proverbio, proprio perché lo vuole studiare bene durante la pubblicità. Se Maimacco sbaglia daremo la parola a Daniele per la Proloco di Maiano. Noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità perché poi parleremo anche delle vostre iniziative, faremo il gioco in friulano e poi ci sono i quiz dell'avversario. Quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo.
secondo proverbio, lo rivediamo perché poi vogliamo sentire subito la risposta dalla parte della proloco di Moimacco. Lo rivediamo il proverbio. Il prim colp di manarie non fa scolà l'arbol. Redi, ci avete pensato tantissimo nel corso della pubblicità, prova a dirmi che cosa si intende dire. Dunque, secondo noi un obiettivo che ci si è prefissati lo si ottiene con molta fatica e perseveranza, insistendo più e più volte e non arrendendosi alle prime difficoltà. Bastava metà, sì, vuol dire. Ma lui vuole strafare, no? Magari nos danno qualche punto in più, sai io? Comunque sì, va bene, cioè le giuste, nel senso perseverando si ottengono i risultati, questa è la restruc per italiano, o forza di dai. Già perseverando, ho messo una parola, dopo catata di frangente è la parola più lunga che ho. Ma si cala la R dentro, boh, comunque 5 sì. punti conquistati da Moimacco, bravi, dai, bravi. Siamo pronti per il gioco in friulano, questa volta diamo la possibilità a Maiano di scegliere, ma prima va la sigla, giusto regia? Sigla. Dimmi. La 3. La 3. La 3. Che cosa avrà scelto stavolta Claudio Romanzin? Quali sono le parole scelte? Le parole dell'orto. Ustia. Allora, la busta 3 le dirò io in friulano, tu in italiano. Partiamo con la prima parola che è patatis. Patate. Carotis. Carote. Verzis. Verze. Rucule. Rucola. Capus. Cappuccio. Cesarons. Piselli. Luvins. Lupini. Lins. Lenticchie. Va giusto? Meneolt. Bieta. Tomat. Pomodoro. Bravo. 10 su 10 in mezzo minuto. Io vorrei sapere c'è Ortka là che cresce nelle lentiggini. Bravi, no, ma era facile, dai, era più facile. Sì, ma non è nessuno dei due è difficile. No? Chiaro che io sei buon. Bon. Vabbè, allora. Chiaro, mi era stato diciamo la barba di Babbo Natale. Quindi sempre orto anche qua, però Sì. sto giro dico io in italiano e tu in friulano, caro Redi. Ok. Partiamo con la prima parola che è fagioli, Vasui, cipolla, si vuole. aglio, Ai. rape, Ras. peperoni, Peperons. cetrioli, Kudumers. basilico, Basilic. menta, Mente. fave, Faves. ceci, Ceci. no, fagioli, Fasui. cipolla, Ai. aglio, rape, peperoni, Peperons. cetrioli, Basilic. basilico, Mente. Favis. ceci. Ceci, ha perso tutti i documenti ragioniere. Chiosui. Chiosui no. non penso. Fagioli, Fasui, cipolla, civole, aglio, ai, rape, ras, peperoni, cetrioli, Kudumers, basilico, Basilic. menta, Mente. Favis. ceci. Cis. No, non mangi proprio ceci tu, eh. Picciui. Vabbè. Ma voi, no? Picciui. Attenzione, il ragioniere vuole contestare questa cosa? No? Non mangia ceci a Moimacco lei? No. Boh, insomma, un buon minestrone, va bene. Però, sì, voi come chiamate ceci? A noi clami. Non io mangio. Niente, 9 su 10 per Noi io Moimacco. clamei, ma non vai in Dondia. Picciui. Picciui, Picciui. picciui. Fa Sembra come difficile. Pucciui. Non è Pucciui. Picciui. È andata così, Ma adesso... Nuf comunque. 9 non su è che- 10, però insomma loro ci giusto, tenevano su 10 e 10, no? Ho di Sares. Vabbè.
Raccontiamo un po' delle vostre iniziative. Finalmente il Festival di Maiano annuncia i nomi dei Sì, cantanti è un che verranno periodo, tutti. per dire la verità, è un periodo un po' così, cioè quest'anno stiamo annunciando i nomi, purtroppo il clima non è dei migliori per pensare alle feste, no? Certo, Quindi, questo è vero. però ovviamente dobbiamo andare avanti e quindi abbiamo annunciato i primi nomi, siamo riusciti a portare Marrakesh per i giovani, Ercomi, e poi Caparezza e Litfiba col tour finale conclusivo della carriera loro, quindi è stato un bel lavoro riuscire sì. ad avere questi nomi per il festival che andrà un po' dal 23 di luglio, anzi dal 22, inaugurazione, fino al 15 di agosto per 17 serate insomma, di intrattenimento. Sì. Bravi. Ci sarà un po' di tutto, anche raduni, tornei e quant'altro, e ovviamente anche la parte enogastronomica che non fa da manca. padrona. Sì. Bravi, quindi un bel impegno, un bel programma Sì, sì. avete, complimenti davvero. Moi Grazie. Macco invece che cosa vi state preparando? Boh, oltre a ripresentare la festa di San Giovanni dopo appunto 2 anni di pausa, sabato 26 di Di che questo mese? mese, Di marzo? sì, di marzo, Ok. esattamente, faremo l'inaugurazione della passeggiata che si chiama Due Passi Più Vicini, con una passeggiata che è caratterizzata nel territorio campestre del comune di Moimacco, in cui ci sono 14 bacheche con delle poesie appunto in prosa e anche in poesia, con il filo conduttore che è il pensiero positivo, e quindi ci sarà nella presentazione anche la poetessa e tutte le realtà che hanno collaborato per questo progetto che abbiamo iniziato ancora a luglio, diciamo. Quindi un'iniziativa culturale e turistica allo stesso Esattamente, tempo. e poi c'è la Bravi. festa a giugno, gli ultimi 2 weekend di giugno appunto. La festa tipica del paese. Esattamente, questo la festa è. di San Giovanni, anche se siamo a Moimacco. Bravi, bravi ragazzi, però adesso siamo nella fase conclusiva del gioco, vogliamo capire chi di voi va in semifinale e quindi lanciamo il quizzone e poi ci sarà il gioco dell'avversario nel finale. Vediamo il quizzone. È un personaggio, quiz sorpresa legato a un personaggio, classe 57, Capricorno, attore con 2 figli, abita in un paese di 900 abitanti, Emilio Nardini, Omero Antonutti, Paolo Patui, Franco Castellano. Non è la B. Ma è Franco Castellano, di cui abbiamo anche una foto. Di cui abbiamo una foto, eccolo qui. Lui dove abita? Allora, disin che lui ha le originari di Saint-Vit dal Tiliment, quindi alle Sì. Furlan, Sì. però naturalmente col suo mistero lui l'ha vissuto tanto in Fur. Come lui sta in un paese che non fa il nome, comunque, di tali Marchis. Abita nelle Marche in un piccolo paese di meno di 1000 abitanti. E lui è famoso per essere stato, ultimamente sta facendo solo teatro, però è diventato famoso interpretando le parti del cattivo Sì, in alcune fiction. nelle fiction televisive negli anni 2000, 90, Sì, l'ho 2000, visto, l'ho cose di visto. questo tipo. Lui era il cattivo per eccellenza. Sì, bravo, molto bravo, davvero complimenti. Tra l'altro l'ho anche incontrato per lavoro. Bravi ragazzi, adesso ritorna, conosci il tuo avversario. Adesso chiedo alla regia se proporre la domanda per Maiano e quindi legata al territorio di Moimacco o la domanda per Moimacco sul territorio di Maiano. Io partirei con Moimacco, quindi la domanda relativa al comune di Maiano perché è più bello. per Moimacco. Chiedo alla regia se è pronta con la grafica, così leggiamo insieme. La domanda per Moimacco è sul territorio di Maiano. Cos'è rappresentato sullo stemma comunale di Maiano? Fascio littorio.
Bravi, Molto bene. bravi, 5 bravi. punti. Lo stemma del 5 comune di punti. Maiano carica un fascio littorio che non ha niente a che vedere col simbolo fascista, nel senso è lo stesso, ma Maiano ce l'ha dal 1867, quindi molto prima dell'avvento del fascismo, ed è un richiamo diciamo, alla storia romana, non alla presenza dei romani, ma alla storia romana, nel senso che il fascio littorio era il simbolo del potere costituito, dell'autorità al tempo dei romani, e quindi è un simbolo di autorità e allo stesso tempo poi ha un significato morale, perché siccome il fascio littorio è formato da un fascio di verghe legate assieme, indica la forza che nasce dall'unione. No? E tra l'altro è il simbolo anche un simbolo anche della Francia, per esempio, quindi è un simbolo molto presente. Lo sapevate voi, no? Sì? Beh, sì. Non si sa mai, non si sa mai. Meno male ve l'abbiamo Non è chiesto magari. detto, non è scontato. Bravi, avete studiato. Bravi. Complimenti. Vediamo se loro hanno studiato su Memacco. Quindi ora vediamo la domanda per Maiano relativa al territorio di Memacco. Qual è il santo protettore di Memacco? Si confronta col tuttologo Daniele. Santa Maria Assunta. Santa Maria Assunta, 15 agosto. Addirittura. 15 agosto è corretto? Sì, la Madonna è dal 15 di agosto, sì, certo. Sì. Sì. No, dico perché magari non diamo punti in più. Posso sempre- anche alla festa del razze, Sì? sì, con la bocciofila, che abbiamo il presidente, Ah, bene. Però hai visto la fiesta di San Giovanni. sì, che è gestita dalla Proloco, poi Quella è una cosa in più. quella è un'altra festa che viene fatta da un'altra associazione. Avevamo studiato. cui collaboriamo. Avete studiato anche voi, bravissimi, davvero, non ci pensavo, non pensavo che fossero così bravi. No, soprattutto perché è Santa Maria l'Assunta, è presente in realtà come santo patrono in molte località. Per esempio a Spilimberg, da chi so io, è la Madonna di Aosta, è patrona anche lì. Però lei è un santo che spesso schiampa via, no? Cioè uno pensa a santi, infatti loro per esempio hanno delle chiese molto importanti, avete la chiesa proprio di San Giovanni Esatto. Battista, giusto? E altre, quindi uno magari pensa a quelle, invece... E si confonde con il non santo sa, patrono, che invece, sì. santo protettore. Bravi ragazzi perché mi avete ascoltato, per una volta avete studiato, bravi. Adesso però chiedo alla regia, c'è un vincitore? O dobbiamo lanciare le Abbiamo il vincitore? Chi sarà? Io, No, tu no. È il pluriel. il cui Biel, so io. E quindi abbiamo la prima prologo che andrà in semifinale. Chi sarà? Lo scopriamo in grafica. Suspense. Tensione. Sgrisui. Terrore. Orrore. No. Memacco 69 punti, passa Maiano con 75. Corretto? Tutto a posto? Confermi? Anche il ragioniere di Memacco mi dice che è tutto ok. È confermato. Che è confermato. Però siete stati bravi. Sì, una sfida Bravi. molto equilibrata, Fino fino all'ultimo scombattore. Bravi davvero. Ragazzi di Memacco, bravi per essere arrivati fino a qua. Siete una squadra simpaticissima. Sei con tanti fila che arrivi fin qua. Vedi se il prossimo che è il O calbone. che devi cambiare qualcosa, non so, devi Ma cambiare. c'è. Non lo so, dico io. La chiamese, ma non sai altro. Le lavi, ho andaiato le solente. Ha qualche colore di preferenza la signora? No, sei perfetto così, anche perché snellisce, il blu e il nero sai che ti snellisce, quindi stai bene così. Anche con i frappe? Grazie davvero, ci troviamo a Memacco, ci troveremo oppure anche a Maiano al Maiano, festival, faremo insomma un gemellaggio tra Proloco, Volentieri. così vi conoscete anche le iniziative
vedendole oltre che parlandone. Così E invece- soprattutto Alexis non sbaglierà il nome del paese, perché sì. Moimacco è maiano. No, lì non sbaglierò, anche perché sarò presa dal fricco loro e quindi mangerò. Oh, ma si mangia bene anche a di noi, eh? Sì, però io non ho ancora provato nulla, non mi avete offerto ancora nulla. E tu Moimacco, capito eh. perché non Perché sei non mai là tu veni? Verrò a provare, verrò a Moimacco. Le parchel che non si la in davanti chi. Vabbè, Dito? no, non è vero, non è vero. Grazie alla Proloco di Moimacco, complimenti, l'applauso ve lo faccio io, la Proloco di Maiano continua e quindi dalla prossima puntata vedrete chi affronterete in semifinale. Benissimo. Ok, bravi Grazie. ragazzi. Bravo Claudio Romanzin, bravissimo. E bravi i ragazzi della mia regia, Francesco Snidero, Chiara Miscori e Paolo Bassi. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao. Mandi.